un certo senso si tastava la paura. Me e i miei fratelli, seduti in fila sul baule, ci si diceva del terremoto e si gonfiava la paura di perdita dei piatti dalle stoviglie, di cose rotte nella casa al quinto piano, e si stringeva il pancino e nemmeno le patatine dalla credenza nella bile gialla e schiumosa, la patatina con la sorpresa. E allora via col babbo che ci sa fare con la paura, nel terrore della perdita definitiva, via con la mamma e la zia, via verso la campagna all'aperto, senza gli alberi, soli con l'erba e la brecciolina, con l'anguore della famigliola italiana del sud Europa e del cielo azzurro con striature.